Camò in Comelgo con il programma Le Union Ladines e in altro viado in Camò la stanza di Lega che non visto lotta passata na che ballade, na che storie che conta di come chi ha tu in paese sta bella forma di presentare la musica e il ballo dal Comelgo e c'era anche avrò il presidente Eugenio che ne conta come che sta vicenda, sta storia che dura da 25 anni continua anche a moppe di Pipisi. Allora c'è in Camò io, Eugenio, come presidente appunto di Lega, dal 2000 ho cercato da portare avanti anche al discorso da insegnare anche ai canai Pipisi. Allora dal 2000 ho tu un sembar, un mini folk con canai dai 7 ai 8, 9, 10 anni e con quel ho avuto una bellissima soddisfazione perché è stato tantissimi che entrati adesso anche a fare parte dal gruppo di Gregn, di Don e con quel ho cercato sempre da invogliare snal duci i canai a portare avanti appunto al discorso dal gruppo, non solo dal gruppo ma anche appunto di tradizione che chi l'ha Comelgo. E i canai ho visto che ha avuto veramente una bella storia, cioè è riusciti a entrare e imparare appunto a ballare la vecchia, al paris e starono davvero se riesce a continuare la storia che onta con lei dal 1984. Io sei Valentino D'Ambros e sei un di Donski Canai che neanche Eugenio di De che dal 2001 è entrato a fare parte dal gruppo mini folk di Don, no? E mi ricordo che Clotta Vilò era difficile per i donne a fare parte in una realtà come questa chilo dal ballo, insomma, di questo tipo di cultura. Mi ricordo i miei amici che mi dicono sempre che fa sta il sabato sera, non a divertirti per noi, non a ballare al bar. Invece io no, io avevo da fare i provi. E mi ricordo che quando io e i miei amici con un clan Vilò sono andati in palestra a fare i provi. E, sì, all'inizio è stata una bella esperienza perché ha cercato da coinvolgere. E sì, Eugenio prima fa del serio, segnali, fa sempre il serio, ma bisogna dire a loro che è stato simpatici e è stata una bella esperienza all'inizio. E di che io e i miei amici sono tutti al contro che
i dognas del nostro tempo, no? Perché sei di sfighedi che fa con calciapelli, con calvisti da pagliazzi, però io ho sempre detto, no, che è una bella esperienza, è importante portare innanzi anche la tradizione e la cultura a questi posti che l'ho, perché sennò non finalmente, insomma. E una roba importante da dire è che appunto non vuol dire che perché adesso hai 22 anni, non vuol dire che a 22 anni uno balla al folk non sia possibile che ascolti altri tipi di musica come il metal o il rock, insomma, ogni tanto non fuori questi storici là, insomma, no, non sono così, non è che ballare il folk voglia dire essere diversi così, semplicemente è una forma di cultura e a me è chiedere per piaciuto portare questa, insomma, questo tipo di forma, questa forma di cultura. E sto bene anche in giro, quando a ballare, sono in Europa, sono in Lussemburgo, in Svizzera, in altri posti. Ho conosciuto anche belli todi, se devo dire la verità. E qualche sera bisogna dire la verità che non era tanti donne a fare commedia e a bei, ma ho portato anche Eugenio e Nischetar, componenti del gruppo Happy Grain. Quindi insomma poi di anche un invito a etare donne con me che può entrare a fare parte tranquillamente di un gruppo come Caschilò, perché se si diverte insieme è una bella esperienza e un bel modo da portare in avanti le tradizioni, insomma, non è da vergognarsi, ecco, questa è una roba che volevo dire. Sei Pamela da Ciandidi e sei dal gruppo di Legar da 14 anni e sei contenta da fare parte del gruppo perché intanto si divertono più che altro e questo è l'importante e dopo portano in giro la vecchia, le tradizioni e bello insomma. Adesso con i canali anche è una soddisfazione perché e tanti che si hanno pizzi da 6 anni in su che Luci dove sera io non fai provi e fa lavorare però insomma è anche bello insomma. Io sei Alessia, sei dal gruppo del Signal Pippec Tempo, insomma da 4 anni che io sei chilò, però come ha detto anche i più vecchi di me, insomma è bellissimo portare avanti le tradizioni con la musica, con i balli, anche sta a imparare i balli dai pigregni, sta a ascoltare tutte le storie che i nostri balli conta, come i vecchi nota, insomma passare in allegria sto tempo. Quindi io poi non mi ringrazio chi che insomma prima di me ha portato e ha inventato queste tradizioni e quindi poi dà nome a merito ai pigregni e a Eugenio in particolar modo, insomma a Ducchei che come Eugenio ha portato in avanti questa tradizione. Io sei Raffaella, sei la presentatrice del gruppo di Legar e dico una roba, i Legar è l'allegria da stare insieme
e da in giro, da fare allegria, da cantare, da ballare e da stare insieme soprattutto. Questo è il Legar, il gruppo di Legar.